Presidente Serracchiani, riapre finalmente la Casa delle Farfalle di Bordano. Beh, una bella realtà regionale, siamo molto contenti che dopo qualche difficoltà durante il 2014 ora possa riaprire questa nostra eccellenza. Naturalmente è costata la fatica di tanti che io voglio ringraziare, ma è anche veramente una delle fotografie più belle del nostro territorio. Qui bisogna attrarre visitatori, bisogna fare divulgazione scientifica, portare i bambini e soprattutto far vedere una realtà importante e unica in Italia anche per dimensioni. Si può pensare ad un sentiero naturalistico FVG? Ma sì, del resto noi abbiamo delle ottime eccellenze. Dicevamo prima, e credo che ci sia la consapevolezza, che bisogna mettersi insieme per essere più forti e anche più capaci di dare risposte. Noi abbiamo delle realtà importanti, abbiamo qui a Bordano la Casa delle Farfalle, abbiamo il Centro dei Colibri a Udine e anche i dinosauri a Duina Aurisina. Si potrebbe pensare a un sentiero in qualche modo ecoturistico di divulgazione scientifica che attrae già tanta gente e che noi vorremmo attrarre ancora di più.